Salve a tutti e benvenuti a Soundtrack City. Allora, in questa puntata mi vedete per adesso solo, non c'è il buon Massimo Privitera, ma oggi ci è venuto a trovare un amico, ormai una presenza fissa qui da noi con Soundtrack City, con il suo Cinevox Cult Club, ovvero sto parlando di Franco Bixio, editore storico, presidente della Cinevox Record, insomma, e quant'altro. Già ne abbiamo parlato tante volte, ma perché verrà? Perché stiamo per presentare un evento che ci sarà nel prossimo Music Day che si farà qui a Roma, il famoso Music Day dove convergono i vari appassionati, operatori del vinile. Allora io direi di farlo entrare direttamente. Eccolo qui. Ciao Franco. Eccoci. Un saluto a tutti, come si fa? Con la manina. Con la manina, ok. Franco, ormai qui tu sei di casa, qui a Soundtrack City, insomma, e soprattutto sappiamo che adesso sta per riniziare questa edizione, nuova edizione del Music Day di Pozzone, e tu sarai protagonista non solo nel tuo stand, ma anche in un giorno particolare, perché c'è una novità, no? Una novità in casa Cinevox. Noi saremo presenti con il Cinevox Cult Club come sempre. Chi vorrà venirci a trovare, intervistiamo, non lo intervistiamo, si iscrive o non si iscrive, stiamo insieme, e questa è la cosa più importante. Il giorno 8, domenica 8, intorno alle 11 e mezza, adesso mi dicono 11, mi dicono 11. Allora alle 11 abbiamo un tavolo abbastanza ampio, perché insieme a me saranno Claudio Fuiano, Ferretti, Renato Parengo, i due testimonial nonché proprietari dei nostri partner BFT e AMS, quindi Buffa e Mattias. Quindi sarà un tavolo nutrito per presentare tutte insieme le ultime 5 realizzazioni su vinile, ristampe particolari, mai realizzate, alcune con dentro dei bonus track, insomma, da sfogliare, leggere, masticare, ascoltare e richiamarci sopra un po' di commenti, cose. Con Claudio Fuiano e Ferretti tu puoi immaginare che sì, la cosa sarà difficile farla breve come presentazione. No, ma poi soprattutto tu dicevi ascoltare, facevi tutta una sequela di verbi, ma ti sei dimenticato vedere, perché poi vedere i dischi... vedere, io guarda, se vuoi, a te e ai tuoi ascoltatori... Vogliamo tutti. Allora, guarda, cominciamo a dire. Adesso l'ultimo treno della notte, l'ultimo treno della notte. C'è la luce, ultimo treno della notte. Poi, questa è rarissima, Porcico la P38. E poi ci parli di tutti i compositori. La ragazza del pigiama giallo. Ah, Rizzo Ortolani, questo... Gamma. Allora, su questo facciamo un discorso dopo, perché io questo sono curioso proprio. E concludiamo con Vampir. Vabbè, ok, un must quasi. Adesso poi le apriamo, andiamo a vedere come sono dentro. Alcuni sono stati già, 2 sono stati presentati, sono usciti per il Record Store Day del 2022, sia Gamma sia Vampir, però vengono presentati ufficialmente in questa occasione al Music Day il giorno 8. Tento di aprire questo vinile, così allora vediamo cosa c'è dentro. Ci sarà un disco, per esempio. Voglio sperare. Dunque, l'ultimo treno della notte, questo è, tanto per cominciare, è una ristampa? Ecco qua. Mica male questo. No. In anteprima,
Vedi, in anteprima. quando dico vedere lo dico a ben donde, perché... Aspetta, vediamo se c'è qualcosa. Aspetta, facciamo vedere che è tutto in diretta. Ecco. E qui c'è tutte le informazioni del caso sul film, sulla musica, sul moticone, eccetera, eccetera. Quindi, se vuoi, adesso ti leggo tutto. No. Te lo leggo in italiano e in inglese. Ci sono i credits sia in italiano che in inglese. Certo, non ci facciamo mancare niente noi. E questo è che già un'altra cosa. Allora, ti stavo chiedendo, ma questo qui di Morricone è una ristampa o è un inedito? No, questa è una ristampa. In realtà era inizialmente era uscito un 45 giri, poi è stato fatto un 33 giri nel lontano 70-75, adesso non mi ricordo bene la data, e questo è una ultima cosa con un bonus track, mi pare, una o due bonus track, ma mai uscito ovviamente con un vinile così colorato e sicuramente non con tutte queste informazioni che ci sono dentro. Sì. Voglio dire che questo Ultimo treno della notte è un film del 1975 diretto da Aldo Lado. È un film, insomma, la cinematografia italiana non è che aveva sempre capolavori, erano film un po' quelli che vengono chiamati un po' oggi B-movie. Sì, B-movie intanto però dentro c'erano Flavio Bucci, Marina Berti, Mascia Merina, Enrico Maria Salerno, le musiche le faceva Ennio Morricone, quindi meno male, all'anima del B-movie proprio. Però era in realtà e rimane un B-movie dove si mischiavano delle situazioni che erano, come dire, alla base di questo tipo di film, che era il sesso, il sangue più efferato, il maniaco più strano e così via. Devo dire che Morricone si è prestato, allora forse era più giovane, quindi era come dire, più disponibile anche per alcune colonne sonore, magari non di film di spicco. Si è prestato a fare una bella colonna sonora perché è molto bella. Peccato che allora uscì soltanto in un 45 giri. Impreziosita perché insomma da un tema, lo voglio citare perché è stato non solo un grande artista, non solo un grande editore, ma un grande armonicista, vale a dire Franco De Gemini. Franco De Gemini, che per chi non sa, non ricorda, non sa o non conosce proprio la storia della musica da film, basta dire che è quella straziante armonica con cui inizia C'era una volta il West. Non so se ti ricordi questa, e moltissime altre temi soprattutto di Morricone, ma non solo di Morricone. Grande editore, grande amico degli autori, questo ci tengo a dirlo, perché un editore che sia così grande amico degli autori non è facile trovarlo. Sì, io naturalmente. Sì, forse perché è musicista? Forse perché è musicista. Guarda caso, pure io mi sembra di aver fatto qualche cosa come musicista. Beh sì, perché in realtà ci viene spontaneo stare anche dall'altra parte, no? E pensare come avrebbero pensato o come pensano i musicisti, che a volte facilita il rapporto, a volte lo complica, perché poi i ruoli sono comunque diversi, sempre per un unico scopo, cercare la ricerca del successo e di un buon servizio agli autori, in questo caso anche ai registi e ai produttori. Aldo Lado poi ha fatto anche degli altri film molto, molto interessanti.
questo ebbe un discreto successo perché era in quel filone di giallo thriller horror, vai. Era quello che andava molto negli anni 70. Esatto, esatto. Ti chiedo però un titolo che mi interessa, mi incuriosisce molto, che è Porci con la P38, perché sì, io non sapevo che Pippo Caruso si fosse cimentato anche nelle colonne sonore, non lo sapevo. Guarda, si è cimentato e non c'è dubbio che lui è più noto come il musicista di tutte le trasmissioni di Pippo Baudo, certo, di tanti festival di Sanremo, eccetera. Si è cimentato usando l'orchestra benissimo, perché lui era un grandissimo arrangiatore, un grandissimo autore e aveva anche, come dire, un certo fiuto, ha fatto delle cose molto belle. E quando si è cimentato nelle colonne sonore, questa è una colonna sonora pregiatissima, assolutamente poco conosciuta, anzi direi ignota. Questo è il Violino Rosso, eccolo qui. E si è cimentato in questo film che anche questo, come dicevo prima per l'ultima della notte, sono quei film un po' stereotipi dove all'interno c'è un po' di tutto, no? E quindi qui c'è invece il boss, la mafia, la droga, l'eroina. Allora no, non c'era la cocaina, c'era l'eroina, la siringa in primo piano, queste cose e soprattutto un poliziotto che sparava a tutto andare. E quindi erano questi film di azione che la gente amava e in questo caso Pippo Caruso si è cimentato con, anche in questo caso noi eravamo usciti, no, non siamo mai usciti con questo. Quindi questo è inedito. Questo è inedito, ma mai realizzato prima e è una colonna sonora con dei suoni un po' funky, con l'orchestra, è un po' un mix, ma rende merito al grande musicista che è stato Pippo Caruso. Purtroppo ci ha lasciato anche lui. Allora, do qualche notizia su questo film. È un film sì. del Porci con la P38, un film del 1978, un poliziesco, mi sembra un po' lo stile di Maurizio Merli, quello di allora. Esatto. Gli interpreti sono Marc Porel, Laura Belli, Gabriele Ferzetti, la regia è di Gian Pagani, quindi come vedete anche in questo caso B-movie, però intanto nel cast attori importanti. Peccato che Laura Belli muore presto perché nel film viene uccisa, però va bene, fa parte del gioco. Era un'attrice molto amata allora. Sì. Senti, vogliamo parlare di Rizzo Ortolani? Guarda, ce l'ho qui. Vedi? Allora. Parliamo di Rizzo Ortolani e di questo film che contiene due canzoni importanti perché cantate da Amanda Lear, che dà un tocco alla colonna sonora del tutto particolare. Anche in questo caso abbiamo come poteva essere il vinile. Di che colore poteva essere? Vediamo, giallo. No, allora io Franco, vorrei dirti una cosa. Fino adesso ho visto 2 gialli e 1 rosso. È più facile. Sì, cioè. Okay. Perché quando si va in stampa così uno fa prima. Che colore c'hai lì dentro? C'ho il giallo, perfetto. Senti, io voglio ricordare a chi che è stato in una delle tue puntate con ospiti i De Angelis, gli sei riuscito a stampare dei dischi giallo-rossi anche De Angelis, che è il massimo proprio. De Angelis che adesso debuttano al Brancaccio nel mese di maggio con il loro spettacolo che questo ritorno agli Oliver Onions. Comunque per tornare alla ragazza del pigiama giallo, eccolo qui, sempre
qui abbiamo Amanda Lear che canta queste due canzoni e, come dicevo prima, gli dà un tono particolare, perché Amanda Lear era poi lo stereotipo del personaggio ambiguo, no? C'era un po' l'ambiguità, anzi, primo forse personaggio che diventava famoso in televisione. Cioè, parliamo di una televisione dove non era semplice, perché parliamo degli anni 70. Diciamo. Poi peraltro lei con questa voce così bassa certo, non si è mai saputo se era più uomo o più donna. Soprattutto era un artista. La voce era particolarissima. Perché ha fatto bene la televisione, ha fatto bene la cantante, anche se con brani particolari, e Rizzi Ortolani gli ha cucito addosso bene, come un grande autore sa fare, gli ha cucito addosso questi due brani che danno quella spinta in più anche alla colonna sonora. Ricordo che negli anni 70 le colonne sonore avevano, come dire, non solo il ruolo di accompagnare il film, la storia e la musica nella visione dello spettatore, ma avevano anche quella di ricordare quando lo spettatore usciva dal cinema un tema, qualcosa che potesse non solo essere ricordato da uno spettatore, ma che questo gli servisse anche per raccontarlo agli altri. Attrice del film, se non erro, era Lady Lazzaro. Esattamente, infatti do anche in questo caso un paio di informazioni di questi film che fintamente B-movie. Anche questo del 1978, il regista era Flavio Mogherini, qualche attore del cast, Ray Milland, Dalila Di Lazzaro, Michele Placido, Mel Ferrer, cioè anche in questo caso, signori, stiamo parlando di attori che poi hanno fatto insomma la storia del nostro cinema, ecco. Senti, le musiche di Ortolani sempre belle, perché stiamo parlando di uno dei colossi della nostra musica per l'immagine, la nostra musica da film. Sì, peraltro tra i più jazzisti, diciamo così, quello che ha sdoganato spesso anche il jazz nelle colonne sonore. Senti, ma io a questo punto partirei, fare il gran finale con un cognome che insomma è molto di casa dalle tue parti, dalle parti Cinevox, no? Perché e qui la famiglia Pixio era legata e continua a esserlo alla famiglia Simonetti, tu puoi dire questo? Certamente. Il maestro Simonetti, Enrico Simonetti, che papà di Claudio Simonetti, che tutti conoscono come uno degli artefici delle colonne sonore dell'Argento insieme ai Goblin, è stato non solo un grande musicista e intrattenitore. Allora c'erano due figure, Enrico Simonetti e Lelio Luttazzi, che erano i due arrangiatori, musicisti, direttori d'orchestra, ma anche intrattenitori. Lelio Luttazzi lo ricordiamo con tanti anni di Hit Parade, e molte trasmissioni erano fatte proprio con il maestro Simonetti, che raccontava, si prestava ai giochi, si prestava agli sketch anche, sempre con un garbo e uno stile bellissimo. E si è cimentato nelle colonne sonore. Vedi, anche lui, abbiamo parlato di Pippo Caruso prima, ma la televisione non è soltanto orchestre che accompagnano il cantante del momento, come capitava nelle trasmissioni con Enrico Simonetti. Era anche l'occasione per cimentarsi nelle colonne sonore degli allora sceneggiati televisivi, che non si chiamavano fiction, no? Erano sceneggiati. E uno di questi era
uno sceneggiato per allora molto particolare, perché parlava di fantascienza psicologica, oltre che fantascienza vera, perché fantamedicina, perché parlava di un trapianto di un cervello, quindi era un fatto anche allora innovativo per la televisione italiana, e questo sceneggiato si chiamava Gamma. E Simonetti fece le musiche per queste 4 puntate, con questo è il cervello trapiantato. Bello anche questo, bello anche il font del titolo, molto, mi piace molto come... Esatto. Parliamo del 1975. Sì. Qui si è voluto dare sempre un po' di horror in più, ma comunque il film era intrigante, anche l'idea di questo improbabile e fantascientifico trapianto di cervello, con l'azzeramento però della memoria di questo cervello, per inserire tutto il vissuto del trapiantato attraverso i racconti degli altri, eccetera. E in realtà è ovvio che al risveglio le cose poi non andavano come si voleva. Sperato, e da lì nasce lo sceneggiato, il thriller, il fantascientifico. Io vorrei ricordare una cosa, che quando abbiamo intervistato Claudio Simonetti a proposito di suo papà, ci diceva che questa era uno dei lavori preferiti di Simonetti, cioè, perché era un film, appunto, come dicevi te, una serie fantascientifica, e insomma, da quanto ho capito, è tra i lavori preferiti di Claudio rispetto al papà. Oltretutto io aggiungo che la fantascienza, credo che negli anni 70 in Rai, non so se ci sono state altre produzioni di questo tipo. No, credo che sia stata assolutamente l'unica. Ha avuto allora delle critiche non molto positive, ma un grande successo di pubblico, perché come sempre la critica delle volte fa fatica ad andare avanti, soprattutto la critica televisiva, e questo era stato un avvenimento per lo sceneggiato televisivo. Ma ti stupirò, perché questa volta né giallo né rosso, ma bianco. Tu già dicevi, ma no, sono tutte uguali. No, questo è bianco. Bianco, bello anche allora, questo. A proposito di Claudio, che parlava di suo papà Enrico, a parte che Claudio porta nel cuore questo padre, ancora oggi, come noi possiamo portare nostro padre Cesare Andrea Bixio, e questo in qualche modo ci accomuna, perché ogni volta che ci vediamo sembriamo un po' più di amici, ecco, non dico fratelli, ma un po' più di amici. Ma la cosa curiosa e interessante, che lui avrà senz'altro raccontato, che il papà Enrico scalzò dalla hit parade, dal primo posto della hit parade, la composizione Profondo Rosso del figlio e degli altri amici. No, questa non ce l'aveva detto. Vedi, non l'aveva detto. Allora c'era Profondo Rosso che resisteva dalla 57esima, adesso non mi ricordo quante, ma credo che sia un record ancora imbattuto di permanenza al primo posto. Secondi erano i Pink Floyd, per dartene una. Prima erano primi. E a un certo punto è arrivato il ciclone Enrico Simonetti, che ha scalzato in 2 settimane, salendo in classifica vorticosamente, il figlio, e diventò primo in classifica il tema di Gamma, che è un tema bellissimo, che invito chiunque non lo conoscesse di andarlo a ricercare
o attraverso l'acquisto del vinile o, come oggi è normale che sia, attraverso Spotify. Ed è ancora un bellissimo tema attuale che in quegli anni aveva subito preso il pubblico, che essendo un pubblico televisivo, quindi ha avuto immediatamente milioni di persone, perché allora la Rai faceva milioni di ascolto, immediatamente si sono innamorati di questo tema. Quindi questo spiega anche la velocità con la quale è arrivato al numero 1 rispetto al cinema, che ha sempre bisogno un po' più di tempo, no? Però fatto sta che nell'Hit prima era Simonetti padre e secondo Simonetti figlio. Credo non sia mai successa una cosa del genere. Questo è stato bellissimo, che il padre supera il figlio e non viceversa. Sì, infatti. E quindi questa è la particolarità, ma non sarebbe successo se Gamma non fosse stata una musica con tanto assoluto rilievo. Allora, quindi... Gamma è del 1975, la regia è di Salvatore Nocita e dentro c'erano tra gli altri Giulio Brogi, Laura Belli, Regina Bianchi, Ugo Cardea e via discorrendo, insomma. Quindi la classica sceneggiato televisivo Rai con tanti attori, vedo, peraltro. Sì, tantissimi, ma appunto con una storia molto particolare. Senti, ma a questo punto io direi di andare verso i vampiri. Ecco. Beh, andiamo verso il figlio allora. Verso il figlio. E presentiamo l'ultimo disco che presenteremo poi al pubblico in occasione del Music Day l'8 di maggio alle 11, come tu ricordavi. E adesso, mentre parlo, lo apro. Anche questa è una copertina molto accattivante. Sì. E tutti i dischi sono realizzati con il contributo di Claudio Fuiano, sia per la rimasterizzazione, sia per l'indicazione, sia per la ricerca dei bonus track, eccetera, oltre che dal nostro Carlo Bagnolo, che cura le uscite della Cinevox con BFT e AMS. In questo caso parliamo di un album, eccolo. Che bello, guarda lì. E in questo caso sono curioso adesso di vedere il colore. Ma come può essere di quello di Simonetti? Rosso. Per forza. Vabbè, qui ha un senso. Certo. Qui è quasi regalato che sia così. Con un'etichetta però particolare, perché di questo colore è rarissimo trovarlo, e con il piccolo logo rosso dei Goblin. Vampire è in realtà un'operazione che segue l'operazione di Zombie, perché Vampire è la regia di Romero, un film che si chiamava Martin in originale, uscito prima di Zombie, 3 anni prima negli Stati Uniti, e l'operazione che aveva visto Zombie arrivare in Italia, essere rimontato, ridoppiato e con le musiche cambiate, in quel caso sempre con i Goblin, e è stato un successo anche discografico. Un po' la stessa operazione si è voluta fare con Vampire, che è stato rimontato completamente, e chi dice anche rimontato in maniera un po' bizzarra, perché se era complicato l'originale, con il rimontaggio era diventato ancora più complicato capirne la trama e la storia. Basta pensare che nell'originale c'era l'omicidio all'inizio del film e qui arrivava 10 minuti dopo, quindi con altre cose che erano successe. Era difficile
mettere insieme le comprenderlo. Solo alla fine si riusciva. E Romero aveva scelto una colonna sonora per questo Martin un po' distante da quella che sono le sonorità dei Goblin, ma qui in Italia si voleva una forza per dare un senso a questo film, e quindi era nelle corde della musica e dei suoni e del sound dei Goblin, che avevano da poco composto un loro album che era slegato dalle colonne sonore, che era il misterioso viaggio del Bagarozzo Mark, con dei brani cantati, eccetera. Quindi era un'operazione con una copertina fantastica. Un giorno lo presenteremo. Però era un'operazione che era diversa da quella a cui gli amanti dei Goblin erano abituati, che erano sempre operazioni legate al mondo della colonna sonora. E devo dire che anche un altro disco loro fecero, Roller, che è molto amato dai collezionisti, ma che non ebbe un grande successo, pur avendo dei brani strepitosi all'interno, bellissimi, però anche quello che era slegato da una colonna sonora ebbe poco successo. Questo perché nell'idea degli ascoltatori, eccetera, i Goblin nascevano da quel mondo horror che era il mondo di Dario Argento, eccetera, e quasi si dovevano alimentare per forza in quel genere, e quindi appena uscivano per fare una cosa diversa, anche se il sound poi quello era, non venivano percepiti, non venivano seguiti come veniva seguita una loro colonna sonora. In questo caso, perché ho parlato di Roller e di Bagarozzo Mark, perché in questo caso alcuni brani sono stati proprio tratti da questi due lavori e adattati all'interno della colonna sonora di Vampire, dimostrano ancora una volta che una delle loro particolarità e peculiarità, parlo dei Goblin, era proprio la composizione per le colonne sonore, perché poi messe sulle immagini queste musiche, che avevano certamente un senso, anche distaccate da un film, acquistano improvvisamente una magia in più. Sì, ma poi loro ormai erano rientrati nell'immaginario proprio dell'horror, quindi... Ma immagino che questa sarà la formazione storica, vedo che è del 77 il film, quindi credo sia la formazione quella storica classica dei Goblin. La formazione, no? Che aveva fatto poi appunto questi due lavori di cui ti parlavo, che è Marangolo, Morante, sì, Pignatelli e Simonetti. Quindi proprio quella storica. Quella più nota, più forte, forse la più litigiosa, ma quella che ha dato anche dei frutti musicali molto, molto interessanti. Non che quando non c'è stato uno o l'altro, perché era fisarmonica il gruppo dei Goblin. Uno solo era rimasto sempre fedele fino con un carabiniere, era Fabio Pignatelli, che ha fatto sempre parte di tutte le varie formazioni, però quella più nota non c'è dubbio che appunto quella con Marangolo e Simonetti. Simonetti era poi o non vuoi compositore molto prolifico, tant'è vero la dimostrazione è che ha continuato, al di là dei Goblin, a fare moltissime colonne sonore, quasi tutte le colonne sonore successive di Dario Argento. Poi non solo ricordo le colonne sonore, lui ha un'attività live anche piuttosto consistente. Ho visto proprio adesso su Facebook che mi sembra sono in Florida con i nuovi Goblin, sì. Quindi
insomma è un po' come il tuo amico Fabio Frizzi, cioè che girano certo. al di là delle colonne sonore. Assolutamente sì, e quello che fa rabbia è che i quattro, se fossero stati un po' meno litigiosi, avrebbero fatto una carriera live strepitosa, perché ancora oggi pezzi dei Goblin costituiscono varie formazioni e fanno musica live. Quindi, ma questo, Franco, è la storia dei gruppi che, come sai tu da editore, sono più le volte che litigano che le volte che... Però guarda caso, quando siamo riusciti a rimetterli insieme, sempre grazie a Dario Argento, per Non ho sonno, quella fu un'altra colonna sonora che andò molto bene, pure se erano passati già 15 anni. Allora forse dovrebbero farsi una domanda e darsi una bella risposta. Okay. Però certo che se passano ogni 15 anni se ne fanno, cioè, diciamo, diventano dannata. Certo. Comunque questo era l'ultimo dei 5 che presentiamo, tutti con delle confezioni al di là del colore del vinile, con delle confezioni molto studiate ad hoc proprio per dare un senso alla ristampa, quando è ristampa, dare un senso anche quando invece è una novità, che sia possibile sia per chi non si è mai avvicinato a queste colonne sonore interessarsene, e sia anche per il collezionista più particolare, che magari storce un po' il naso quando vede cambiare una copertina, quando vede cambiare una immagine, ma poi i contenuti nuovi che ci sono dentro dovrebbe come dire, dargli quel valore in più, e quindi il collezionista dovrebbe avere sia l'originale e sia anche la ristampa per saperne sempre di più. È chiaro. Allora, io ringrazio Franco Bixio come al solito prezioso nei suoi, come posso dire, ricordi, aneddoti, memorie di quello che è stata l'industria degli anni musicali degli anni 70. Bella, peraltro questi dischi sono tutti, mi sembra di capire, metà anni 70, ecco, quindi allora, quindi non dimenticate l'appuntamento con il Music Day per questo evento presentato dalla Cinevox Record, che avverrà domenica 8 maggio alle ore 11. Saranno presenti non solo Franco Bixio, ma anche Claudio Fuiano, Mattias Scheller, Marco Ferretti, l'introduzione di Renato Marengo, che oggi non è stato con noi, ma lo troverete invece sicuramente lì. Che dire, Franco? Aspettiamo tutti voi alla presentazione, e soprattutto a questa bellissima manifestazione di Pozzone che è il Music Day, dove vedi le persone. Io faccio sempre questo gesto che stanno lì e cercano tra i vinili il gioiello che gli manca, e questo è bellissimo. Ma no, ma poi c'è una bella atmosfera, non ci sono solo appunto i collezionisti, ci sono tanti stand dove potete girare e perdervi, ci sono queste presentazioni, queste conferenze, insomma Pozzone più sta facendo di questo evento proprio un appuntamento immancabile per tutti gli amanti della musica. Ma perché il vinile lo merita, il vinile è tornato, ha dato una spallata, ha detto ci sono sempre e sono sempre importante, ed è vero, è un oggetto, non è più cult, è un bell'oggetto, è un oggetto che bisogna avere. Abbiamo imparato ad amarlo con il tuo Cinevox Cult Club, quindi io ti saluto Franco, ti ringrazio e ci vediamo tutti l'8 maggio a Music Day di Roma. Arrivederci. Grazie. Ciao. Franco Bixio.